Premio Corsini, un handicap, cavalli di categoria F a 2060, di categoria ED a 2080 e di categoria CB a 2100. Sono in 13 dopo i 3 ritiri dei numeri 2, 7 e 11. 1 Atollo dei Greppi, 3 Rossano, 4 P, 5 Ore FKS, 6 Zodiacomatto, 8 Tresor ZS, 9 Seduttore Park, 10 Spirit Roby a 2080, 12 Vento del Pino, 13 del Ronco, 14 Quincy Frontline, 15 Vivace Bargala, 2100, 16 Americ Clemar, cavalli agli ordini dello starter. Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo segnale, molto veloce Rossano, prende il comando, arriva subito Zaro P, concede strada Giorgio Cassani, quindi Numero Zaro 12, P Vento in del Pino, vantaggio squalificato. su Rossano. Poi Squalificato. 200 metri passati in 15 e mezzo. Numero 8, Tresor ZS, squalificato. La squalifica per Tresor ZS, terza alla corda è Oro FKS a precedere Spirit Roby, mentre il treno esterno è guidato da Seduttore Park e si trascina Vivace Bargal. Poi vediamo il 14 di Quincy Frontline anticipare Americ Clemar. Sta andando molto piano Federico Esposito, 31 e mezzo i primi 400 metri. Rossano secondo alla corda davanti Oro FKS. Arriviamo al paletto dei 600 metri passati dal figlio di Man of Many Mission in 48 e mezzo, addirittura 17 la curva, viaggia di estrema conserva. Federico Esposito, Rossano si è adeguato al suo ritmo secondo alla corda insieme a Oro FKS e Spirit Roby che compongono il treno esterno, mentre all'esterno Seduttore Park. 15,8 di là, 1,4,3 i primi 800 metri da parte di Zaro P, che conduce sempre posizioni ormai assestate. Arriviamo al primo chilometro passato dall'allievo di Alessandro Gocciadoro in 1,23. Secondo passaggio davanti alle tribune, Zaro P, Rossano, Oro FKS, di fuori Seduttore Park, Vivace Bargal, Quincy Frontline e Americ Clemar. Si è accelerato ora, 15 secco qui davanti alle tribune. Seduttore Park intanto è arrivato ai fianchi di Rossano. Siamo sulla penultima curva con Zaro P a precedere Rossano e Oro FKS, all'esterno Seduttore Park seguito da Vivace e Bargal, ma la curva viene ancora passata in 14,6. Aperto i rubinetti, Federico Esposito con Zaro P, Rossano ne segue le mosse, poi lungo la corda ancora Oro FKS, è preso un po' in velocità Seduttore Park, deve spostare in terza Vivace Bargala, ancora 14,1 di là, Zaro P in vantaggio su Rossano, prendono vantaggio i primi due, con Zaro P ancora saldo battistrada, ma altrettanto saldo secondo è Rossano, poi a ventaglio tutti gli altri. Ultima curva passata in 14 secco, retta d'arrivo Zaro P su Rossano, ultimi 100 metri, Zaro P tiene fede al pronostico, Numero buon 14, secondo Quincy Rossano che Frontline, segue il favorito, squalificato. mentre la lotta per le piazze vede prevalere il numero 15 di Vivace Bargal che con il terzo 28,7, 28,3, quindi fa 57 secco. L'ultimo giro di Zaro P che viene a vincere nettamente Federico Esposito, Alessandro Gocciadoro per la scuderia Futura 2004. Buon secondo Rossano che ha dato praticamente gli stessi parziali del battistrada, mentre la lotta per i terzi ha visto prevalere Vivace Bargal. È tutto per la giornata di oggi all'ippodromo Arcoveggio. L'appuntamento è per il giorno di Pasqua, domenica prossima, 4 aprile.